Siamo ormai in piena emergenza per quanto riguarda i rifiuti. Agrigento, sotto questo aspetto, ha tutti i titoli per aggiudicarsi l'Oscar dell'incuria. Sono tantissime ormai le segnalazioni di cumuli di rifiuti sparsi ovunque e se da un lato ci si sforza per colpire gli incivili, dall'altro lato bisognerebbe muoversi con la stessa solerzia per liberare la città dall'immondizia. Le immagini che state vedendo girate questa mattina si riferiscono alla piazzetta adiacente il centro di raccolta di Fontanelle, quasi di fronte alla scuola dell'infanzia. Sono immagini che si commentano da sole, che dicono tutto sull'abbandono dei quartieri. Nel nostro caso la gravità è data proprio dalla vicinanza della scuola. Come dire che non si ha rispetto neppure per i bambini che frequentano il plesso, ai quali si offre l'indecente spettacolo. I bidoni gialli dovrebbero servire per raccogliere abiti usati, invece attorno ad essi si crea il totale degrado. L'assessore comunale all'ambiente Amel, a proposito di questi bidoni, aveva annunciato la rimozione per evitare quello che si verifica ormai da sempre. Invece i contenitori sono rimasti al loro posto con le conseguenze che abbiamo visto. E sempre in tema di spazzatura sono di oggi anche le immagini che arrivano da Zingarello, dove da ben 17 giorni dall'isola ecologica non vengono ritirati i rifiuti, con gravi rischi per la salute pubblica e ovviamente grave danno all'immagine. Situazioni insomma che non si possono più tollerare in una città a vocazione turistica.